Quarta corsa, prova per 3 anni non vincitori di 2.500 euro in carriera, 1 Ettore, 2 Emulo Zio Inno, 3 Eragon Vez, 4 Edward ZS, 5 Empirio in seconda fila, 7 Elli delle Naldine, 8 Elettra Miura TRN, 9 Energy Adri, 10 Express AV, terza fila, 13 Ebrezza, 14 Edin dei Daltri, 15 Esbian MTT. Favorito stragiocato Eragon Vez numero 3 Francesco Facci. Autostart li lascia. Ed è proprio Eragon Vez ad andare al comando nei confronti di Empirio al largo. Poi lungo i birilli Emulo Zio Inno con accanto Edward ZS. Poi ancora Elettra Miura TRN e Express AV. Si imbocca la prima piegata. E tutti quanti passano i primi 200 metri in 15:2. Al comando Eragon Vez, seconda posizione Empirio. La terza per Emulo Zio Inno che molla la corda, si infila di dentro Elettra Miura TRN che va di dentro anche ad Empirio e si sistema così seconda in corda. Empirio che ha spostato dopo 400 metri in 32. In vantaggio Eragon Vez, di fuori Empirio alla corda Elettra Miura TRN che precede Energy Adri, poi Emulo Zio Inno, quindi ancora Express AV. Si viene al passaggio davanti alle tribune con il gruppo che prosegue così, con Empirio accanto ad Eragon Vez, poi Elettra Miura TRN ed Emulo Zio Inno, Energy Adri ed Express AV, gli altri che hanno perso qualche battuta. Ettore ed Edward ZS in primis, 31,4 alla seconda frazione, 1,3,5 per i primi 800 metri di corsa. Prosegue in vantaggio Eragon Vez, impensierito al largo da Empirio. I 1000 se ne vanno in 1,19. Un Empirio che prova a cambiare marcia. Va all'attacco di Eragon Vez, il quale ribatte la mossa decisa da parte di Express AV in mezzo alla pista che aggira il gruppo e cerca di portarsi sui primi due, i quali fanno pariglia a 400 dal palo, 14,7 la retta di là. Sta passando Empirio nei confronti di Eragon Vez, attaccato al largo da Express AV, poi Elettra Miura TRN, quindi Emulo Zio Inno, la retta d'arrivo con Express AV che va all'attacco di Empirio che si difende, insiste Express all'attacco di Empirio, poi Elettra Miura, Express AV nel finale raddoppia il successo ottenuto a Padova la settimana scorsa, vince bene su Empirio che finalmente fa il percorso del secondo. Al terzo Elettra Miura TRN, 28,9 chiudere, 1,16,4 ragguaglio cronometrico, il successo di Express AV. 500 metri conclusivi di buona fattura per l'allievo di Manuel e Giuseppe Pistone. I colori sono quelli della scuderia Usco e la vittoria del figlio di Varen e Sirena del Sile, la seconda vittoria consecutiva, questa volta con una bella progressione finale. Finisce al secondo posto Empirio, al terzo Elettra Miura TRN.